Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi, più che parlare di un termine specifico, parleremo di una cosa relativa al passato napoletano perché ormai non è più presente al giorno d'oggi. E sono le sigarette con sfizio. Allora, cosa significa questo? Partiamo dal presupposto che si parla del contrabbando di sigarette. Anticamente le sigarette venivano contrabbandate sia dagli uomini che dalle donne. Poteva capitare che alcune donne avessero questi ampi vestiti con larghe tasche, luoghi appartati in cui mettere le sigarette, vestissero con questi vestiti molto larghi, molto appariscenti, in cui mettere le sigarette, per esempio, incastrate nel corpetto, nel reggiseno, in una tasca interna, sotto la gonna, legate a un reggicalze. E quando una persona andava a comprare la sigaretta, il pacco di sigarette di contrabbando, la contrabbandiera chiedeva se l'uomo volesse pagare un piccolo sovrapprezzo per prendere le sigarette con sfizio, ovvero pagando questo piccolo sovrapprezzo l'uomo avrebbe potuto personalmente frugare addosso alla donna per prendere il pacchetto, quindi mettere le mani nel seno, sotto la gonna, in modo tale da avere questa piccola avventura in più, questo sfizio proprio, nel senso della parola. Da notare che sfizio è termine originario napoletano con due Z, sfizio, che in italiano ha perso la Z ed è diventato sfizio. Come dicevo, questa è una tradizione che non esiste più per il semplice fatto che non esiste più la figura della contrabbandiera. Per molto tempo il contrabbando di sigarette a Napoli è stato molto limitato. Ora pare tornato, ahimè, in auge. Però le figure ormai sono principalmente maschili, soprattutto ragazzini. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando come sempre a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!